sono circa 20-30 bagagli al giorno, quindi vuol dire 20-30 turisti ipotetici al giorno. Chiuso il deposito bagagli della stazione di Treviso, il servizio passa in Viale Cadorna, dove ha sede l'attività dell'ex presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzo Aiello. Un servizio che mancava in città e che nell'ultima settimana, quella di Ferragosto, sta registrando numeri da record solo per il deposito valigie. Presenze turistiche che stanno riempiendo la città e non solo, un turismo che spende. Giugno-luglio era un po' più tranquillo, li vedevi in giro che mangiavano, però mangiavano nelle piazze col panino preso al supermercato. Invece adesso per fortuna stanno spendendo all'interno dei locali. Dal 31 luglio, dal lunedì, è scoppiato il turismo, è scoppiata la stagione e sono 10 giorni che stiamo correndo. Numeri che stanno spingendo a potenziare il personale, anche qui la ricerca continua. A mancare sono i lavoratori qualificati. Stiamo cercando personale ormai come tutti, ormai da anni. Qualcuno per la stagione l'abbiamo finalmente trovato e questo ci ha aiutato sicuramente quest'anno, però poi da settembre qualcuno di qualificato per avere un lavoro continuativo è difficile, soprattutto appunto qualificato è difficile. In questo momento stanno arrivando curriculum, sono tanti ragazzini delle scuole che per settembre ricominciano a studiare, quindi appunto manca un po' quella figura professionale che abbiamo probabilmente perso durante il periodo del Covid.